Buongiorno e ben trovati al nostro consueto approfondimento dedicato ai temi della finanza. Trascorreremo all'incirca 45 minuti insieme per trasmettervi informazioni davvero importanti per risparmi e investimenti. Lo faremo come sempre in compagnia del mio ospite che vi presento subito. Ho il piacere di ritrovare in studio Mauro Schileo, consulente patrimoniale. Buongiorno e ben trovato. Buongiorno, grazie. Allora, cominciamo subito andando al cuore, no, degli argomenti di oggi. Lei ci ha sempre parlato delle ottime performance dei BTP, ma anche del mercato azionario cinese. Abbiamo voluto titolare la puntata di quest'oggi "Il mercato è cambiato, come approfittarne?". E dunque le chiedo, ci sono nuovi mercati a cui affacciarsi, ci sono nuove opportunità che chi ci sta guardando da casa può sfruttare, naturalmente sempre con l'aiuto del professionista? Allora, la risposta corretta è no, non ci sono nuovi mercati, sì ci sono nuove opportunità, i mercati sono sempre gli stessi, però ci sono mercati più propensi alla crescita e che pagheranno di più un domani e mercati che magari sono a fine corsa e che hanno non hanno più proiezione di crescita, ok, o si compra la parte alta della curva. Che cosa significa? Che da qui in poi è buon rischio e poco rendimento, o comunque per portare a casa quel qualcosa in più devo assumere molto rischio, troppo rischio, quella parte che non mi piace più. Prendo un esempio: i titoli di Stato hanno dato, quelli a lunga scadenza di cui abbiamo ampiamente e diffusamente parlato e sui quali insomma ho suggerito caldamente di entrare un anno e mezzo fa, oggi stanno pagando insomma molto bene. Da qui in poi continuare ad entrare su questo mercato secondo me non è più così opportuno. Chi ce l'ha continua a tenerlo in portafogli perché magari un po' di crescita arriverà, ma non sarà più quel rendimento che magari uno cercava un anno fa. Oggi chi mi ha ascoltato un anno e mezzo fa, porta a casa un 15, un 20% su dei titoli di Stato che hanno pagato veramente molto bene, mediamente intorno insomma a 17, 18, 20% e sono rese particolarmente elevate. Il mercato ha pagato bene. È ancora opportuno entrare? Oggi comincio a dire magari quello mercato a fine corsa ancora per qualche mese qualcosa può dare, secondo me poi sarà esaurito e dovremo capire, bisognerà scendere dalla groppa di questo cavallo che ha già corso e capire su quale altro cavallo andare a puntare. Sarebbe stato meglio approfittarne un po' di tempo fa. Sì, beh certo, poi col senno di poi nel mio lavoro è sempre molto facile parlare, bisogna dirle in anticipo le cose, quindi non ex post facto, perché a cose fatte sono tutti bravi. Ora, quali sono i mercati del futuro? Prendo la Cina per esempio, che ha fatto un exploit notevole e che per un anno è stata piatta sul fondo e negli ultimi mesi, di fatto un paio di mesi, è esplosa in positivo, nel senso ha fatto un quasi 50% di performance, ritracciando un pochettino e poi ritornando a crescere. È un mercato che era evidente che avrebbe pagato, non ha fatto una crescita lineare ma è stato piatto e poi è salito tutto d'un tratto. Continuerà a farlo? Secondo me molto probabilmente sì, quindi buon punto d'ingresso, ancora sì, non so per quanto, ma questa è la mia visione delle cose. A lungo termine la Cina io credo sia un cavallo su cui puntare, che continuerà a pagare. Quali sono le alternative successive a questi mercati? Allora, io ne ho individuate qualcuna, vorrei anche spiegare un pochettino del perché oggi è opportuno puntare su determinati mercati, ma prima di tutto vorrei sempre far passare il messaggio che affrontare determinati mercati senza un professionista a fianco secondo me è particolarmente avventato. È un mercato complicato per gli operatori addetti del settore, figuriamoci per chi non è del settore e questa materia non la mastica, quindi sempre capire se gli investimenti che interessano al cliente sono adatti al a quella famiglia, cioè sono da inserire nel portafoglio di quella famiglia, sempre da capire se sono in linea con gli obiettivi della famiglia, insomma è sempre da fare un'analisi prima. Questo è l'aspetto fondamentale. Poi, se una parte del portafoglio voglio utilizzarla per speculare un pochettino e quindi portare a casa un po' di rendimento, beh, ci sono opportunità a mercato. Oggi la strategia che vince è quella che gli americani definiscono ABC, cioè anything but cash, cioè investi un po' dove ti pare, tranne il cash, cioè tranne la liquidità sul conto, il resto investi un po' dove ti pare. Perché? Perché il mercato è cambiato fondamentalmente. Oggi
I titoli di Stato, tutto sommato, 1 punto o 2 percentuali lo pagano, le obbligazioni qualche punto in più lo pagano, l'azionario è tornato a fare l'azionario, quindi con un po' più di rischio ma un po' più di volatilità, però sta continuando a pagare. Il mercato è tornato normale, siamo usciti dalla crisi, finalmente è un anno normale e questa è una notizia che sembra strana quando in realtà la normalità non lo dovrebbe essere. Una buona notizia, mi viene da dire. Ma uscendo da un periodo particolarmente turbolento e complicato, finalmente il ritorno alla normalità. Ritorno alla normalità che vede alcuni settori i fondamentali, diciamo, tornare a essere privilegiati. Fino a ieri bisognava inserire in portafoglio tutte nicchie di mercato per cercare rendimento che il resto del mercato normalmente non offriva, perché i titoli di Stato erano a zero, perché le obbligazioni non pagavano, quindi era o azionario o non so dove altro mettere il denaro. Oggi così non è più, quindi siamo ritornati alla normalità. Quindi investi un po' dove ti pare, oggi 2 spicci li porti a casa. Questo è un po' il concetto. Durerà così per sempre? Certamente no, quindi questo non è scritto sulla pietra, rimarrà per sempre, perché non vorrei essere frainteso, però in questa fase di mercato, secondo me, oggi è abbastanza facile portare a casa rendimenti che prima invece era più difficile trovare. Ci possiamo assumere un grado di rischio inferiore in portafoglio per portare a casa rendimenti dignitosi. Ora, comincio con un po' di... Sì, qualche esempio, giusto per capire appunto quali possono essere le nuove opportunità e quali possono essere i settori che oggi, correggendo il tiro, mi sembra di capire, insomma, le opportunità, c'è ancora spazio di crescita, basta correggere il tiro con l'aiuto, insomma, di chi fa questo mestiere come lei. Sì. Allora, innanzitutto prendo l'intelligenza artificiale che è un settore che secondo me è agli albori, nel senso che nonostante se ne sente parlare da un pezzettino, è comunque all'inizio di una crescita di lunghissimo termine che verrà sempre più implementato nella vita di tutti i giorni. Oggi un computer GPU, come li chiamano, che serve come base di utilizzo per il software di intelligenza artificiale, costa $150.000. Li produce Nvidia, quello che abbiamo visto, l'azienda che ha avuto una crescita esponenziale sul mercato. Tesla a inizio di ottobre, ha ricevuto una consegna di 100.000 pezzi, 100.000 computer, queste GPU che servono per implementare software di intelligenza artificiale. 100.000 pezzi da $150.000 l'uno, cioè non un ordine propriamente normale. Ecco, Nvidia riceve ordinativi di questa entità e anche maggiori praticamente tutti i giorni. Ora, è un settore che posso pensare che sarà più piccolo un domani, è ancora agli albori, sì è cresciuto un po', ma ancora uno spazio di crescita enorme davanti. Oggi questo è un settore sul quale io comincerei a puntare e se non ce l'ho in portafoglio, un pezzettino io ritengo opportuno averlo. Tra il non averlo e l'averlo, sicuramente io vorrei averlo. Questo primo aspetto, ce ne sono molte di informazioni a riguardo. Esempio, prima era il settore dei computer per minare i bitcoin, per generare e creare i bitcoin, questa materia oscura di cui non si sa. Un computer per minare bitcoin costa circa 3.000-5.000 euro, un computer per far lavorare l'intelligenza artificiale costa 150.000, eppure oggi il mercato si è spostato moltissimo sul far lavorare questo tipo di macchine. Bisogna anche considerare che hanno un impatto dal punto di vista dell'assorbimento di energia molto più elevato, perché sono computer molto più potenti, richiedono una quantità di energia enormemente maggiore. E questo quindi porta ad avere anche un utilizzo delle centrali e dover implementare anche questo, quindi tutta l'infrastruttura dovrà crescere. È un mercato che cambia, è una società che si modifica sulla base delle esigenze che verranno e quindi anche questo è un settore che verrà impattato, quello delle infrastrutture. Quindi non è così scontato da capire, non è così intuitivo, però voglio dire, i consulenti servono esattamente a questo. Oggi secondo me la scelta peggiore è quella di non avere un consulente a fianco, quindi questo è un po'... Diciamo che qualche anno fa il commercialista e l'avvocato, i professionisti ce l'avevano. Oggi commercialista, avvocato e consulente sono 3 figure abbastanza obbligatorie e nelle famiglie che non hanno attività di impresa il consulente è abbastanza obbligatorio, insomma, per modo di dire, ma lo trovo necessario nell'economia di una famiglia. Sì, manca un po' forse ancora da noi la cultura di servizi di un consulente finanziario, a dispetto di altri luoghi, insomma, di altre nazioni dove invece già da questo punto di vista siamo avanzati. Ma sì, ma diciamocela tutta, qua c'è un po' la cultura diffusa che il consulente è quello che mi frega i soldi, ma non è così, dai, voglio dire, oggi è molto più evoluta la situazione, sono cambiati molti anni, i pionieri
ingegneri forse hanno fatto anche quello che hanno fatto, io non lo so, ma voglio dire, oggi ci sono professionisti che sanno farlo bene questo lavoro. Negli Stati Uniti, giusto per raccontarne una, dove il consulente finanziario è una figura normalissima che praticamente ormai hanno quasi tutti negli Stati Uniti, fatalità, questa crescita che c'è stata al mercato nell'ultimo anno e mezzo, gli americani ne hanno approfittato molto di più e quindi si sono arricchiti, le loro finanze sono aumentate di circa un terzo, mediamente la popolazione si è arricchita di un terzo. Questo vuol dire che noi in Italia non l'abbiamo fatto. E che cosa significa? Che quindi noi ci siamo impoveriti, non perché siamo diventati più poveri, ma perché tutti quelli attorno a noi sono diventati più ricchi. Quindi è ancora una scelta così intelligente non avere un professionista che mi segue, e se penso che il professionista stia in una banca dove è pagato non a risultato ma sulla vendita dei prodotti e ho un venditore davanti, forse non ho capito bene come funziona. Ci vuole un professionista veramente interessato al risultato della famiglia e che faccia questo lavoro con reale cointeresse. Quindi anche questo è un altro aspetto, perché tutti dicono ma io il mio consulente ce l'ho in banca. Forse viene frainteso quello che sto dicendo. C'è ancora molta diffidenza e, come dicevamo nelle puntate precedenti, c'è anche un po' di resistenza al cambiamento e quindi a valutare opportunità diverse, non a fidarsi, ma soltanto inizialmente a valutarle. Io vedo che se parlo con 10 famiglie, bene o male 7, 8 diventano clienti perché o non hanno mai avuto un consulente oppure cominciano a dire perché funziona così, sì. Ma non perché io sia bravo, perché c'è veramente una concorrenza di livello basso al mercato, questa è la verità. Allora, ritorno al punto, in Italia oggi ci sono molte persone che hanno necessità di avere consulenza finanziaria ma non si adoperano per averla, e questo è il motivo per cui vengo in TV a raccontare quello che faccio. Continuo a raccontare un po' di novità. Un esempio, la Cina è l'inizio di una grande crescita, ma anche l'India oggi, India is the new Cina, mi fa sorridere sempre quando lo sento perché effettivamente l'India ha una struttura tipica dei paesi emergenti, sta crescendo. Mi piaceva un esempio che faceva un economista, che passare da 1 a 2 vuol dire fare più 100%, da 100 a 200 è più 100%, da 10.000 a 20.000 è più 100%, sì, ma non è lo stesso 100%. Oggi l'India sta passando da 1 a 2, passatemi l'esempio, nel senso che dal niente al qualcosa è un grande cambiamento. Ora, dal punto di vista dell'economia, impatta poco i numeri in valore assoluto, ma in percentuale invece incide in maniera importante. Quindi questa crescita si può cavalcare perché ha trovato un sistema economico che sta cominciando a venire fuori dalla miseria, insomma di fatto lì ancora c'è molta gente che muore di fame e che ha difficoltà ad avere accesso a un'acqua potabile, alla salute, insomma. Quindi stanno cominciando ad avere una società più strutturata e questo comporta crescite molto molto importanti. Se ne può approfittare? Assolutamente sì. Bisogna costruire un portafoglio interamente basato su questo? No, però un pezzettino di portafoglio, tra non averlo e averlo, io preferirei averlo in portafoglio. Okay. Significa questo che la Cina è ormai sorpassata o sta insomma decadendo, diciamo così, oppure vale ancora la pena considerarla? Il mercato cinese ha più velocità all'interno, la Cina è molto molto grande, consideriamo che la Cina è grande come l'Europa, ci sono 150 città, 145 città in Cina con più di 1 milione di abitanti, 145 città, in Italia ne abbiamo 2 o 3 penso, in Cina hanno 145 per far capire le dimensioni. L'est della Cina è particolarmente sviluppato, è il primo polo tecnologico italiano. Tutti pensano alla Silicon Valley come il posto al mondo con il maggior tasso di innovazione, in realtà è Shanghai, l'università di Pudong in Cina. Sul settore aerospaziale oggi si parla praticamente solo cinese, sono lo stato più avanzato in assoluto sulle tecnologie aerospaziali. Sulla medicina sono particolarmente avanti. Ci sono dei settori dove la Cina, la tecnologia, esempio tutta la parte del mercato delle auto elettriche, loro sono enormemente avanti rispetto a tutti gli altri, solo che in Europa non ne parliamo. Certo, la Cina è, esempio un altro, del treno ad alta velocità, la quantità di chilometri di ferrovie ad alta velocità costruite in Cina è pazzesco. Se uno va a guardare su internet scopre quanti chilometri hanno fatto negli ultimi 25 anni. La Cina ha tappezzato l'est della Cina appunto con migliaia e migliaia di chilometri di treni ad alta velocità. Perché? Perché serve per migliorare le infrastrutture e le comunicazioni tra il popolo, cosa che da noi non avviene. E quindi loro non solo crescono,
sono cresciuti, crescono e continueranno a crescere, anche perché questo impatta l'est della Cina. La parte centrale e la parte occidentale sono via via sempre più arretrate e quindi la Cina ha uno spazio di crescita enorme già solo al suo interno. In più, consideriamo che il governo cinese ha dichiarato che dovrà spingere sul far aumentare i consumi del popolo e se i cinesi cominciassero a consumare come gli europei, il mercato esploderebbe in positivo. Oggi ancora così non è. Hanno subito una crisi immobiliare importante e oggi il governo li sta aiutando a risollevarsi e ad uscire dalla crisi per essere puntuali agli impegni assunti verso l'economia al 2025. Questo ha portato una grande crescita al mercato che non si fermerà e che continuerà. Come? Non lo so se sarà una linea retta, se sarà un mercato con volatilità, con rischio, ma che cresca è abbastanza evidente questo secondo me. Quindi mi sembra di capire che non è un mercato da non considerare più soltanto perché ce ne sono altri emergenti in questo momento? Assolutamente, io lo considererei e come, tant'è che insomma, ne abbiamo parlato fino a qui e oggi continuo a dire che è una buona opportunità. L'India, l'abbiamo appena detto, altra opportunità emergente, fino a ieri lo era un pochettino, oggi sta trovando finalmente il suo binario di crescita e che oggettivamente ha già iniziato a dimostrare e quindi altra opportunità da avere in portafoglio. Altri esempi? Per esempio mi viene in mente la robotica, che anche la robotica va di pari esplodendo. passo con l'intelligenza artificiale, nel senso che non è proprio così, non va proprio di pari passo, ma di fatto è molto impattata dal settore intelligenza artificiale perché è sulla robotica, è da lì che è iniziato a scaricare il software di intelligenza artificiale per implementare l'utilizzo della robotica, quindi è un altro settore che è molto affine e che comunque vedrà crescita, non dico tanto quanto l'intelligenza artificiale, ma insomma siamo lì. Un settore che secondo me spesso viene dimenticato ma che a me è sempre piaciuto e che continua a piacere è il settore che gli americani chiamano health science, cioè il settore salute. Che cosa significa? Diciamo che è lontano da tutte le logiche di mercato. Perché? Beh, insomma, è anche intuibile secondo me. Che la borsa vada su, giù, a destra, a sinistra, giri in cerchio, poco importa. Alla salute nessuno rinuncia e quando c'è un'esigenza sanitaria o bisogno di farmaci, medicine, visite e via discorrendo, questo prescinde da tutta la natura di mercato. E questo infatti impatta il settore health science che ha avuto una crescita regolare nel tempo, se guardassi un grafico sarebbe quasi una linea retta, fino ad arrivare al 2020. 2020 perché? Perché c'è stata la pandemia e ha avuto un picco di crescita fuori dalla logica normale che ha avuto fino a poco prima. 2020-2021, dal 2022 ha cominciato a scendere e ritornare ad una normalità. Oggi il settore salute si è ristrutturato, ha visto una discesa per ritornare allineato a quella che è la sua crescita normale e quindi ritorna ad essere, dopo un anno e mezzo di è meglio starne lontani, oggi secondo me offre di nuovo un punto d'ingresso dove vale la pena cominciare a considerare da inserirlo in portafogli, ma come struttura core, cioè principale, non come nicchia di mercato. Perché? Perché è comunque un settore abbastanza stabile nel tempo e che comunque continuerà a vedere crescita. C'è moltissima innovazione dal punto di vista dei farmaci, oggi per esempio esistono nuovi farmaci contro l'obesità, esistono nuovi farmaci contro l'Alzheimer, le case farmaceutiche stanno implementando notevolmente tutta la loro campagna di farmaci. In America l'obesità è un problema gigantesco perché su 300 e rotti milioni di abitanti ci sono circa 100 milioni di obesi e questo porta tutta una marea di complicanze successive, la pressione, il cuore, tutta una serie di problemi correlati all'obesità. Questo parte soprattutto dall'obesità infantile, che in America è molto diffusa. Ce n'è molta anche al sud Italia, nel senso che nel sud Italia l'obesità infantile è un problema consistente perché si insegna ai ragazzini, si diseducano dal punto di vista alimentare, rieducarli è difficilissimo, quindi ho condannato un ragazzino a vivere male tutta la vita. Ci sono dei farmaci che possono aiutare particolarmente a non risolvere il problema ma ridurlo ai minimi termini e questo è molto importante. Porterà a grandi ricavi alle case farmaceutiche, quindi al settore health science, salute eccetera. È solo questo? No. È un esempio, ce ne sono molti di casi di innovazioni in quest'ambito. Il quadro è chiaro, le chiedo questo, possono essere considerate delle nicchie, diciamo così, di investimento con cui comporre il proprio portafoglio con l'aiuto di un consulente o insomma
sono davvero dei settori emergenti sul quale vale la pena soffermarsi un po' di più? Allora, non c'è nulla di nuovo, perché tutto quello che ho detto fino ad oggi esisteva anche 10 anni fa, esisteva anche 20 anni fa, la Cina è sempre esistita, il settore salute è sempre esistito. Il concetto è: adesso è opportuno affrontare e inserire in portafogli questo tipo di strutture, di investimenti? Secondo me sì. Se la domanda è una parte satellite o è una parte principale di portafoglio, io inizierei a valutarlo come parte principale di portafoglio. C'è anche un altro aspetto: l'azionario americano e l'azionario europeo. Siccome è cambiata molto la logica, dopo aver insegnato ai cinesi a produrre, gliel'abbiamo insegnato noi europei e americani, oggi loro si fanno le loro cose in casa e hanno cominciato a tagliare fuori noi dovremmo riconvertirci. Mi spiego meglio. Lo Stato che soffre di più in Europa in questo momento è la Germania. Perché? Perché dovrà riconvertire completamente la propria produzione, dovrà ricominciare a produrre in casa, non dare più in appalto ai cinesi. È cambiato molto il mercato in questo periodo. Nell'immaginario collettivo è una potenza, è sempre stata considerata una potenza economica abbastanza forte la Germania. È una potenza economica la Germania, lo sappiamo benissimo, lo è sempre stata e continua ad esserlo. Semplicemente in questo momento sta cercando di riconvertirsi e ristrutturarsi, ed è lo Stato che soffre di più in Europa, ma questo non significa che non va bene. In questo momento sta soffrendo un pochettino il cambio, ma è come quando una pianta cresce, a un certo punto bisogna tagliare i rami secchi, rimodificarla, perché questo serve per dare la possibilità alla pianta di continuare a crescere meglio. Più o meno sta facendo questo la Germania ed è il motivo per cui secondo me oggi continua ad essere un'opportunità buona d'ingresso, perché comunque tornerà a crescere un domani. Si è cambiato il modo di ragionare. Ora, se io compro degli oggetti, dei beni qualsiasi, difficilmente troverò la scritta Made in Cina. Faccio un esempio: in America, negli Stati Uniti, fino a ieri si produceva in Cina, oggi si produce in Canada, in Messico, in Colombia. Perché? Perché si usa una logica di prossimità territoriale, ma soprattutto non si appalta più ai terzi in Cina. E quindi questi paesi vedranno una crescita maggiore. In Europa facciamo la stessa cosa, usiamo i paesi dell'est, non usiamo più i paesi asiatici. La Cina stessa il Vietnam è la zona industriale cinese, cresce per questo motivo. Il mondo è cambiato, sta cambiando e continuerà a cambiare, e se ne può approfittare un bel po', soprattutto se anche da italiani, voglio dire, attraverso gli strumenti finanziari si può affrontare un po' tutto il mondo, usiamo questo tema. Ci attende un futuro interessante da questo punto di vista, secondo lei? Questa è una domanda molto particolare, non so rispondere veramente. Secondo me sarà un decennio effervescente dal punto di vista economico, salvo eventi che non sono prevedibili ad oggi, perché guerre, attentati e tutti gli eventi particolari che non conosciamo. Al netto di questi credo ci aspetti un decennio particolarmente interessante. Stiamo ritornando alla normalità, già ci siamo, e finalmente siamo ritornati a una vita dove il mercato cresce. Non lo so, io nella mia testa li vedo i nuovi anni 90. Credo di interpretare un po' la domanda che può venire da casa. Abbiamo parlato di intelligenza artificiale, di robotica, di tecnologia, di India, di settore della salute. Quando questi settori potranno farci apprezzare qualche frutto in più, diciamo così? Quando potremo vedere, insomma, qualche rendimento? Alcuni già da subito, secondo me, altri ci vorrà qualche mese in più, ma tendenzialmente il mio suggerimento è sempre quello di non investire guardandosi la punta dei piedi, o meglio, qualora così fosse, certamente non è l'azionario il settore corretto. In quel caso esistono i titoli di Stato, esiste il monetario così definito, esistono le obbligazioni, che comunque qualcosa pagano, perché oggi il mercato ancora permette di avere un po' di rendimento senza prendere grandi rischi, ragionando sul breve termine. Sul medio e lungo termine l'azionario secondo me offre ottime opportunità e ottimi rendimenti. Come si fa a prendere le giuste decisioni? Assolutamente, l'abbiamo detto, affidandosi a un consulente, a un professionista. Partendo dalla prima, che è esattamente questa. Ecco, quindi questo è il passo fondamentale, però io credo che insomma bisogna avere il quadro completo, quindi in un certo senso vedere a 10 decimi, no? E quindi avere appunto un quadro completo e poter rendersi conto di tutto, sempre appunto con l'aiuto del professionista. Ma certo, il grosso del lavoro è quello di avere le informazioni per prendere decisioni, perché se ho informazioni parziali o sbagliate o non ne ho proprio, in che modo posso prendere decisioni? Anzi, probabilmente sarò emotivamente in difficoltà. Il consulente serve a questo, per avere la formazione e l'informazione adatta e
riportarle ai clienti e assieme al cliente ragionare e capire qual è l'aspetto più corretto da inserire in portafoglio che sia adatto a quella famiglia che porti il risultato. Questo è il concetto. I 10 decimi si raggiungono vedendo assieme le cose. Altra domanda, molte persone hanno qualche risparmio nel conto corrente e pensano che possa essere la soluzione migliore, insomma, per salvaguardarlo, diciamo così. Le chiedo un'opinione su questo, è ancora un'opportunità oppure da cogliere oppure no? L'ho detto poco fa e lo ripeto, oggi la strategia ABC, cioè anything but cash, cioè qualsiasi cosa, investi un po' dove ti pare ma non soldi sul conto, secondo me è effettivamente vincente in questo momento. Quindi rimango molto allineato sul entrare a mercato, sicuramente sì, liquidità sul conto, salvo non ci siano delle spese in programma di prossimo arrivo o siano già destinati ad andare da qualche parte questi soldi, io oggi non terrei liquidità sui conti, insomma il meno possibile, sempre deve sottostare alla logica del ragionevole buonsenso ragionamento, però il concetto è liquidità il meno possibile, più investito possibile, questo genera rendimento e soprattutto non ci fa arretrare perché di fatto noi stiamo rimanendo, l'Italia è un popolo che di fatto metà della liquidità non la investe, dell'altra metà circa il 7% lo investe in azioni e il resto lo investe in obbligazioni, fondamentalmente titoli di Stato. Questo è quello che fa mediamente l'Italia, il resto del mondo si muove molto diversamente e si arricchisce molto di più. Chiaro. Allora noi ci fermiamo per una brevissima pausa di pubblicità, davvero qualche minuto, e poi torniamo ancora in diretta con il nostro approfondimento finanziario tra poco. Ben ritrovati in studio, ancora nuovamente in diretta. Titolo della puntata di oggi: il mercato è cambiato e quindi come approfittarne. Insomma, c'è ancora spazio di crescita. Sono in compagnia di Mauro Schileo, consulente patrimoniale, che insomma ci sta spiegando quali sono le opportunità e come poterne approfittare con l'aiuto del consulente e del professionista. Abbiamo parlato di tanti settori su cui puntare, che possono essere fondamentali per comporre oggi un portafoglio. Abbiamo parlato di robotica, tecnologia, intelligenza artificiale, insomma i nuovi mercati. Non abbiamo spiegato perché questi mercati che lei ha detto ci sono sempre stati ma ora si affacciano un po' di più e quindi hanno fatto sì che il mercato potesse cambiare. Perché è cambiato e perché ora questi sono dei mercati sui quali bisogna insomma fare delle considerazioni in più? Prima di capire il perché è cambiato vorrei specificare anche meglio alcuni cambiamenti che ci sono in atto. Faccio un piccolo esempio. Quindi a questa domanda rispondo in modo un po' più ampio. Prendo l'azionario americano. Oggi, in questo momento, i primi 7 titoli, Google, Amazon, Meta, che sarebbe Facebook, Tesla, Apple, i primi 7 titoli pesano sull'S&P 500, che è l'indice che raggruppa le 500 aziende più grandi americane. Questi 7 titoli pesano per il 32% in questo momento. Okay. Se io vado indietro di 15 anni, 20 anni, 25 anni, pesavano il 15%, 20, 25, è un numero sempre crescente. Queste aziende continuano a pesare sempre di più sulla borsa americana. Perché? Che cosa è successo? Sono diventate grandissime, faccio un esempio, Microsoft, che è una delle 7 sorelle, come le chiamano, cioè i titoli, le 7 aziende più grandi. Microsoft è cresciuta di forza interna soltanto? No, assolutamente no. Microsoft, essendo aziende ricche, ricchissime, con soldi, non dico da buttare, ma insomma sono particolarmente ricchi, hanno la forza economica di potersi comprare il mercato. Faccio un esempio. Amazon investe 65 miliardi l'anno in crescita, mentre Alibaba, che è il Amazon cinese di fatto, investe 3 miliardi l'anno sulla crescita perché sta cercando di crescere all'interno. Amazon oggi non ha più bisogno di crescere all'interno, tutti sanno chi è Amazon e quindi Amazon che cosa fa? Usa le proprie finanze per comprare la filiera e quindi se trova qualche azienda che funziona molto bene, di fatto se la compra e diventa Amazon e questo è il motivo per cui
e tutte le 7 grandi stanno facendo esattamente questa logica, si stanno comprando un po' alla volta al mercato, probabilmente attendere, visto anche la serie di investimenti che stanno facendo, questi titoli da qui ai prossimi 10 anni, questa è una previsione da prendere con le pinze, ma la logica mi interessa far capire il ragionamento, probabilmente questi titoli nei prossimi 10 anni cominceranno a pesare non più il 32 ma magari il 40 e il 50% dell'S&P 500, quindi il mercato verrà fatto a metà soltanto da queste 7 aziende. Questo fa sì che oggi sia anche facile capire dove andare a puntare. Queste aziende sono quotate in borsa e sono dei titoli all'interno di un portafogli posso io non avere in una logica di lungo termine azionario. Questi tipo di investimenti. Anni fa questa logica non esisteva, quindi cosa è cambiato? È cambiata la logica con la quale ci si muove oggi. Cioè, Microsoft da inizio anno ha fatto una quantità di acquisizioni societarie pazzesca, quasi con la media di un'azienda al giorno. Cioè, Microsoft compra un'azienda al giorno. I competitor, al posto che farci la guerra, se li compra che sta prima. Questa è follia. È come se prendo un'azienda del marchio della moda, che ne so, cito Dolce & Gabbana ma non per fare pubblicità perché mi viene in mente questo, al posto di vendere la cintura di pitone all'interno dei negozi si comprasse il negozio, si comprasse la conceria che fa la pelle, si comprasse il terreno col serpente per dar da mangiare al serpente, per crescerlo e poi mettere le concerie, poi metterlo nelle fabbriche, si comprasse tutta la filiera. Le grandi aziende stanno facendo esattamente questo. Per esempio Microsoft ha fatto una quantità incredibile di acquisizioni nel settore delle aziende che lavorano nei giochi, nel e-entertainment si chiama, cioè tutti quelli che sviluppano videogiochi, piattaforme software adatte per, cioè, tutto quel settore lì praticamente se lo sta comprando. Il mondo sta andando sempre più nell'era della digitalizzazione. Una grande azienda come Microsoft ha le tasche per comprarsi il settore prima che questo esploda e vada in positivo e quindi il titolo continuerà a salire. Questa è la logica con la quale ci stiamo muovendo. Quindi cosa è cambiato? Niente, ma tutto. Come posso rispondere? È talmente grande il cambiamento, è un mega trend questo, è un modo di ragionare diverso rispetto a prima. Lei ha insomma menzionato il... Vorrei specificare che tutte queste informazioni sono titoli, ma ad ogni titolo corrisponde un capitolo molto più approfondito nel quale oggi io non sto entrando, ma che sarei ben lieto di discutere uno a uno con tutte le persone che vorranno chiamare, approfondire e capire bene come approfittare di questo mercato e come fare ad arricchirsi un po' di più o ridurre i rischi o entrambi questi aspetti, perché questo è il concetto principale. Tutte queste informazioni, cosa me ne faccio? Me ne faccio niente se non so dove poi andarle a scaricare a terra e come farle diventare rendimento nei portafogli. È questo il trigger, cioè l'innesco. Insomma, abbiamo capito che i risvolti dietro a ogni settore, dietro a ogni anche nicchia di settore sono tantissimi, è anche interessante scoprirli. Lei poco fa ha parlato del mercato americano, sappiamo tutti che insomma a breve, tra pochi giorni ci saranno le elezioni presidenziali negli Stati Uniti, che sono sì un evento politico importante ma non solo, sono un evento insomma, che impatta anche sui mercati globali con sondaggi che impazzano e quant'altro. Che cosa sta cambiando da quel punto di vista e cosa potrebbe cambiare a seguito insomma, di queste elezioni con la vittoria dell'uno o dell'altro candidato? Io non so che cosa cambierà ed è difficilissimo prevedere. Oltretutto capire chi verrà eletto è un po' una scommessa. Io ho le mie idee, ma non lo so perché sento molti rumors e ho le mie idee di previsione. Una cosa mi è rimasta molto in testa ascoltando i vari discorsi di chi dei due sarà il futuro presidente. Trump ha detto chiaramente che se verrà eletto farà una scorta come il petrolio e l'oro, farà una scorta di Bitcoin, vorrebbe comprare 5 milioni di Bitcoin che al prezzo attuale più o meno sono 30-40 miliardi, un'operazioncina che probabilmente farà esplodere il prezzo dei Bitcoin. Quindi questo significa tutti dentro a comprare Bitcoin? Non lo so, c'è una dose di rischio notevole e consistente, però voglio dire, una piccola parte, una piccola scommessa, se chi ritiene opportuno, ci crede, vuole, confacente il portafogli, oggi secondo me è un pezzettino che magari non è così sbagliato avere in portafogli. Certo c'è rischio, sì, sicuramente sì, però se così fosse questo andrebbe a toccare fortemente quel settore. E lei spesso ce ne ha parlato di questo, con grande diffidenza. Io sono abbastanza allergico agli investimenti speculativi, non mi sono mai piaciuti e perché
È facile perdere denaro, è difficile guadagnarlo, quindi io sono sempre stato prima per il difendere il patrimonio e poi per portare a casa reddito, ma in questo preciso ordine: prima difendere, poi guadagnare. Però ci sono delle fasi di mercato in cui, insomma, magari alle volte va anche bene esporsi, perché, voglio dire, l'armatura che mi protegge mi tiene anche fuori le opportunità, quindi ogni tanto forse è bene toglierla questa armatura e esporsi un po' al mercato, e con ragionevole buonsenso sempre, e confacente i portafogli delle famiglie. Però in questo momento magari il 2025 potrebbe essere l'anno in cui i bitcoin fanno un salto dimensionale importante, potremmo addirittura vedere i rendimenti in tripla cifra, quindi oltre il 100%, dico. Mettere il portafogli tutto lì, secondo me, è un azzardo impensabile. Un 1, un 2, un 3, un 5, un 7, un 10, un X% che si ritiene opportuno, beh, potrebbe avere senso in un'ottica di diversificazione, sapendo che si sta affrontando rischio. Questo, secondo me, ha senso. Potrebbero essere influenzati, insomma, da un'eventuale elezione di sì, Trump. quindi ritornando alla domanda originaria, non so chi verrà eletto e questo non lo so, ma francamente mi interessa anche relativamente poco. So che in base ai discorsi che stanno facendo, quali sono i settori che incentiveranno, insomma, voglio dire, questo è uno di quelli. Aggiungo un altro pezzo. Oggi, in un mercato che si è ristabilito e che ritorna ad essere normale, diciamo che fino a ieri la Banca Centrale Europea e la Fed comandavano sui mercati perché con la politica dei tassi e quindi con la politica monetaria facevano crescere, facevano scendere, incidevano fortemente al mercato. In un mercato invece più normale, dove l'inflazione si è calmata e i tassi quindi si stanno ristabilendo, il mercato azionario fa l'azionario e paga, l'obbligazionario dà una cedola e genera finalmente un po' di rendimento, quella cosa che è mancata per 15 anni al mercato. In un mercato normale, quindi, qual è la logica che comanda? Oggi ci stiamo spostando da una dominanza data dai tassi di interessi e dalle banche centrali a di nuovo ritorno in mano alla politica, quella che gli americani chiamano fiscal dominance, perché in un mercato normale qual è il mercato che crescerà di più? Quello che verrà agevolato dal punto di vista fiscale. Faccio un esempio: il mercato green vedrà dei grandi sgravi fiscali. In un mercato normale quel mercato che verrà incentivato fiscalmente troverà molto spazio di crescita perché attirerà capitali. Quindi oggi siamo in una fase di cambio, andiamo verso la fiscal dominance, cioè la dominanza dell'aspetto fiscale. E questo è un cambiamento importante. Ecco perché in questa fase ci potrebbe essere un po' di volatilità, di movimento al mercato, ma a tendere porterà crescita. Okay? Quindi oggi fase di intercetto dei mercati importante. Nel mio lavoro ci sono fasi più tranquille e meno tranquille. Oggi 24 ore in una giornata per me sono poche, nel senso che ne dovrei avere 100 di ore al giorno per fare quello che devo fare. E questo è un concetto importante. Abbiamo capito, insomma, quanto la politica monetaria possa influenzare la quotidianità delle persone, ma tornando per un attimo alle elezioni americane, possono avere delle ripercussioni anche nel nostro paese? Non ne ho la minima idea, io non faccio il politico, sono un consulente finanziario, non lo so. Certo che, insomma, per gli investitori è fondamentale capire quanto queste complesse dinamiche possano impattare sui portafogli, sugli investimenti che si fanno e anche sui nuovi mercati e sulle nuove opportunità di cui abbiamo ampiamente parlato, no? Sì, diciamo che forse è più opportuno dire che se parlo di nuovi mercati e i tassi bassi e il taglio dei tassi incentiva la crescita dei piccoli, delle aziende a piccola e media capitalizzazione. Questo è forse un aspetto più importante, perché le grandi crescono indipendentemente dai tassi, perché hanno la forza economica e la forza di generare reddito indipendente dai tassi. Certo, incide un po' sui bilanci, ma relativamente poco. Una piccola azienda magari ci pensa 2 volte prima di fare investimenti, acquisire il nuovo macchinario, il nuovo capannone, assumere forza lavoro, eccetera, perché magari non ha la forza di indebitarsi e se ce l'ha a questi prezzi con i tassi così alti al mercato fa fatica. Oggi i tassi più bassi favoriscono anche tutta una serie di mercati che fino a ieri erano un po' penalizzati, come quello delle small e le mid cap, cioè le aziende a piccola e media capitalizzazione, che secondo me nei prossimi periodi avranno molto più da crescere. Questo porterà beneficio al mercato del lavoro e quindi anche alla come si dice, disoccupazione, ridurre la disoccupazione. Probabilmente vedremo un periodo di economia più tranquilla. L'aumento salariale è un altro aspetto importante sul quale poi bisogna ragionare, perché se ci sarà anche un aumento salariale questo aumenterà una spesa di consumi e questo poi genererà un meccanismo positivo, quindi i nuovi anni 90, nel senso
Può essere che questo avvenga, sì, ci sono tutte le linee che puntano al vertice, è certo che questo avvenga, questo non lo sappiamo perché di certo non c'è nulla nel mio lavoro, ma c'è la potenzialità che questo avvenga e vedo che il mercato è indirizzato verso questa destinazione. Insomma. E inoltre mi sembra di capire che il tema della diversificazione, che insomma chi ci segue in questi approfondimenti sa che è un punto fisso, lei più volte l'ha spiegato, è fondamentale per comporre un portafoglio, no? Sia sì. che si abbia una bassa o un'alta propensione al rischio. Sì, sempre va ridotto, serve per ridurre i rischi, abbracciare maggiori opportunità, non essere col cappio attorno al collo, quindi legati ad un unico mercato e assumerne tutti i rischi, oneri e onori. Non possiamo conoscere il futuro, anche perché semplicemente se ci fosse un problema dal punto di vista tecnologico e crollassero quei mercati, voglio dire, sono diversificato da altre parti, prima o poi ritorneranno su, ok, ma nel frattempo continuo a fare reddito da altre parti. Avere il rischio di concentrazione è un rischio da evitare immediatamente. Vedo quando faccio le analisi di portafoglio, spesso e volentieri portafogli molto concentrati su pochi strumenti. Questo non mi è mai veramente piaciuto, io sono particolarmente avverso a questo. Quindi ai rischi troppo elevati e ai portafogli troppo concentrati non mi sono mai veramente piaciuti. A lungo termine paga di più questo tipo di strategia. Può essere un rischio anche in una fase positiva come insomma quella che no, stiamo allora vedendo? nella fase positiva avere portafogli molto concentrati è un rischio, certo che se quel rischio non si verifica, vuol dire paga di più, sì, ma la mia domanda è e se così non è? Perché in uno scenario dove tutto va bene, certo è molto facile, scommettiamo tutto su un unico cavallo, bene, e se per caso questo non dovesse andare bene, che si fa? Allora, siccome la logica principale alla quale io non voglio mai venire meno è prima difendere e poi attaccare, quindi prima difendere i portafogli e poi portare a casa un po' di risultato, concentrare tutto su un unico mercato viene meno la logica di difesa del portafoglio, quindi mi piace molto poco e sono sempre particolarmente avverso e lo sconsiglio fortemente. Ha anticipato la mia domanda, le stavo per chiedere, visto che siamo in chiusura, se questo secondo lei, visto che molto spesso anche parlando di BTP e di mercato azionario cinese, insomma l'aveva detto con ampio anticipo, se questo può essere il momento per difendere o per attaccare? Sempre entrambi, nel senso bisogna difendere in generale i portafogli e poi capire con quarta parte di portafogli vogliamo cavalcare le opportunità. Oggi io mi esporrei un po' di più. Un po' di più, non è un numero, ok, ma dipende dalle persone che mi stanno davanti. Se ho 20 anni magari metterei una percentuale un po' più ampia, se ho 70 anni magari cercherei di essere un po' meno esposto al mercato, però comunque qualcosa metterei. Ecco, questo, la percentuale, il quanto, va ragionato caso per caso perché non c'è nessun caso simile all'altro. Anche a parità di età e di reddito, magari due situazioni personali diverse, magari ho due proiezioni di vita diverse, non lo so, insomma, le famiglie, ognuna ha le sue specifiche, non c'è la risposta giusta, c'è la risposta giusta per te, per te, per te. E quindi, insomma, in chiusura qual è il messaggio che si sente di trasmettere alle persone che ci stanno guardando da casa, che ci hanno seguito e hanno capito che appunto c'è spazio di crescita, ci sono nuove opportunità da cogliere, c'è margine per poter far fruttare un po' di più i propri risparmi in un'ottica anche a medio e lungo termine? Che cosa vogliamo consigliare? Nessuna richiesta, nessun consiglio, semplicemente un invito a contattarmi e fare un'analisi per valutare quale delle opportunità ho già in portafoglio, quale mi manca e se sto affrontando troppo o troppo poco rischio. Questo è il concetto. L'analisi è gratuita, non costa assolutamente niente e alla peggio scopriamo che i portafogli vanno già bene così. Se così non è, troveremo i correttivi da porre in essere. Chi vorrà approfittarne, avvalendosi della consulenza del sottoscritto, sarà il benvenuto, differentemente potranno fare quello che ritengono con le proprie banche. Mi sembra chiaro il messaggio. Siamo in chiusura, io ringrazio Mauro Schileo, consulente patrimoniale. Chiaro come sempre, abbiamo affrontato temi anche un po' più articolati, siamo un po' andati nello specifico quest'oggi, ma insomma abbiamo avuto modo di spiegare, di far capire tante volte cosa sta sotto a determinati ragionamenti, a determinate logiche di mercato. Grazie, grazie a voi di averci seguito da casa, a Renato Capoia in regia, vi lascio al film e vi auguro un buon proseguimento di giornata in nostra compagnia. Arrivederci.